Autonomia, Vicenza, non dimentica. È il 22 ottobre del 2017 quando nella consultazione referendaria regionale il Veneto lancia un messaggio forte e chiaro alla politica nazionale. Maggioranza schiacciante, praticamente unanime di sì all'autonomia. Nell'occasione il vicentino segna il record veneto sia per affluenza alle urne con un 62,7% di votanti, sia per il 98,3% di sì a fronte di una media veneta del 98,1%. Comunque sia, fu un successo di popolo, non certo di governo, visto che oggi siamo ancora qui che aspettiamo la riforma. Però resta una pagina di storia che non appartiene al passato, resta il referendum. Resta un referendum con 2.273.000 veneti che hanno messo giù una pietra miliare, una pagina di storia che è quella che oggi ci dà la forza, come sostenevo io quando qualcuno diceva che non serviva il referendum, ci dà la forza nelle trattative. Sono passati 4 lunghi anni da allora e in questi 48 mesi il Veneto ha continuato a far sentire la sua voce, a chiedere la riforma. Eppure il 22 ottobre resta una data simbolo, quella di un sì che non ha avuto ancora seguito, il simbolo di una politica nazionale sorda, di un governo che non si è mai attivato per rispondere alla richiesta del popolo veneto. Il 22 ottobre, insomma, è una data da non festeggiare, perlomeno non ancora, perché poi la volontà granitica, compatta, espressa con quel famoso referendum, non è destinata a restare una eco sfumata nella storia della Repubblica. Io sono moderatamente fiducioso, nel senso che in questa fase, posso anticipare, si sta discutendo di norme finanziarie, dopodiché parliamo e parleremo anche delle competenze e cercheremo di capire se troviamo un accordo, perché la Costituzione dice che l'autonomia prende corpo, si concretizza con la firma dell'intesa, cioè la firma dell'intesa tra la Regione e il Governo. Si va avanti ovviamente fiduciosi. Ora l'obiettivo è dar forma a un progetto solido destinato a scrivere la storia, con una legge quadro da approvare in Parlamento in tempi piuttosto rapidi e con un'intesa definitiva. La strada è tracciata, non resta che percorrerla. E noi veneti siamo abituati, come il passo alpino, un passo alla volta ma alla fine arriviamo in vetta.